E che gli devi dire a un pezzo del genere? Più geniale di questo, più cazzeggio di questo, più concetto di ozium romano di questo, una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta. Ma magari, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, giovedì 22 di maggio dell'anno del Signore 2025, Santa Rita da Cascia, patrona dei casi impossibili, quindi anche di me, per cui auguri a chi si chiama Rita. C'è anche il maschile Rito, incredibile ma vero, nel mondo latinoamericano. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online, vi perdete i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Auto da Fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che per il momento sto sostituendo io, pillole, videopillole, noccioline, caramelle e molte altre belle cose. Coordinate alle quali incrociamo 340 670 9659 da adesso per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure il telefono 02 9294 7222 quando lo dirò io, e cioè dopo le 9.05. Voglio salutare il nostro pescatore di onde Simone, buongiorno, buon lavoro anche a te. E allora cominciamo la nostra rassegna stampa che vede una notizia dell'ultima ora battuta alle 5 del mattino ora di Londra, alle 23 in America, perché c'è stato un omicidio, un efferato omicidio a Washington. Vedete l'ANSA che poi ha ripreso da pochi minuti la notizia. 2 membri dell'ambasciata israeliana uccisi a Washington all'esterno del museo ebraico. Fermato un uomo, un trentenne di Chicago, ha gridato Free Palestine mentre veniva arrestato. Ambasciatore di Israele all'ONU, terrorismo antisemita, Trump, omicidi orribili frutto di antisemitismo. Rubio, consegneremo i colpevoli alla giustizia. Vediamo subito la notizia. 2 dipendenti dell'ambasciata israeliana uccisi a colpi d'arma da fuoco all'esterno del Jewish Museum di Washington. La conferma arriva dalla segretaria per la sicurezza interna statunitense Kristi Noem. 2 dipendenti dell'ambasciata israeliana sono stati uccisi senza motivo vicino al Jewish Museum di Washington DC, scrive su X. Stiamo indagando per avere più informazioni da condividere. Preghiamo per le famiglie delle vittime. Consegneremo il colpevole alla giustizia. Secondo quanto riferito dai funzionari ascoltati dai media locali, un uomo è stato visto camminare nei pressi del Jewish Museum di Washington prima di aprire il fuoco, colpendo un uomo e una donna. Il sospettato inoltre avrebbe gridato Free Palestine durante l'arresto. L'uomo arrestato in relazione all'attentato, costato la vita appunto a questi 2 dipendenti dell'ambasciata israeliana, è un trentenne di Chicago, Elias Rodriguez. Lo ha reso noto la responsabile della polizia metropolitana della capitale, Pamela Smith, come riportano i media internazionali. L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, parla di depravato atto di terrorismo antisemita. Fare del male alla comunità ebraica significa oltrepassare una linea rossa, scrive su X. Siamo fiduciosi che le autorità statunitensi intraprenderanno azioni forti contro il responsabile di quest'atto criminale. Israele continuerà ad agire con determinazione per proteggere i propri cittadini e rappresentanti ovunque nel mondo. Questi orribili omicidi, basati ovviamente sull'antisemitismo, devono finire ora, scrive Donald Trump su Truth. Odio e radicalismo non hanno posto negli Stati Uniti, condoglianze alle famiglie delle vittime. È così triste che cose del genere possano ancora succedere, che Dio vi benedica tutti. Condanna arrivata anche dal segretario di Stato USA Marco Rubio. Si è trattato di un atto sfacciato di violenza vile e antisemita, scrive su X. Non ci siano dubbi, rintracceremo i responsabili, li assicureremo alla giustizia. La BBC, che ovviamente apre con questa notizia, dice anche che
la capa qui della polizia metropolitana di Washington, Pamela Smith, appunto dice che una volta nel momento in cui il sospettato Elias Rodriguez è stato ammanettato, ha anche indicato dove ha buttato l'arma e l'arma è stata ritrovata. Dopo di questo, naturalmente, ha ammesso di aver commesso il reato. Inoltre, l'uomo era completamente ignoto alla polizia di Washington, almeno fino ad oggi. La Smith dice: non vediamo niente nel suo passato che possa aver fatto sì che noi l'attenzionassimo. La nostra task force congiunta sul terrorismo sta lavorando strettamente con l'FBI per assicurare che possiamo fare una profonda analisi del suo passato. Ha parlato anche il presidente israeliano Isaac Herzog, ha detto che è devastato da questa sparatoria. Questo è un deplorevole atto di odio, di antisemitismo, scrive su X. I nostri cuori sono con le persone che amano i cari di quelli che sono stati assassinati e le nostre preghiere più immediate sono con i feriti. Aggiunge anche che invia tutto il suo pieno appoggio allo staff allo staff dell'ambasciata israeliana a Washington e sta dalla parte della comunità ebraica negli Stati Uniti d'America. L'America e Israele saranno uniti a difesa del nostro popolo e dei nostri valori condivisi. Il terrore e l'odio non ci distruggeranno e non ci piegheranno. Tra l'altro questi due uccisi erano una giovane coppia, si erano pure fidanzati da poco. Questo è quello che ha detto l'ambasciatore di Israele, Yechiel Leiter, ha detto appunto nel corso di una conferenza stampa poco fa. Il giovane le aveva comprato un anello questa settimana con l'intenzione di fare la proposta di matrimonio alla sua ragazza la prossima settimana a Gerusalemme. Erano davvero una bella coppia. Orrendo, veramente, veramente orrendo. Tra l'altro, riferisce sempre la BBC che l'evento di questa sera era stato peraltro organizzato sul tema come costituire una coalizione per aiutare i Gazawi. Ne parla Jojo Kalin, che fa parte dell'American Jewish Committee, del board dell'American Jewish Committee, che aveva organizzato appunto l'evento, non ha assistito a questa sparatoria, non ha sentito i colpi, ma naturalmente è scossa da quanto accaduto. Ha detto: non sapevo chi fosse, non conoscevo la coppia che è stata uccisa, ma provo un senso di colpevolezza ed è una cosa unicamente ebraica sentirsi colpevoli per il fatto che loro fossero lì, e questo in ragione di un evento che ho organizzato io. E quindi mi sento colpevole della mia colpa, del mio senso di colpa, quando invece non dovrei concentrarmi su me stessa, ma solo sul fatto che delle vite di due persone sono andate perdute. Questo evento appunto era un evento pensato sul tema come costruire una coalizione per aiutare i Gazawi. Non ho intenzione di perdere la mia umanità a causa di quanto accaduto o essere spaventata da questo fatto. E che sia gli israeliani che i palestinesi meritano l'autodeterminazione ed è soltanto profondamente ironico, amaramente ironico, che questo è quello di cui stavamo discutendo. Stavamo costruendo ponti e invece all'improvviso siamo stati colpiti tutti quanti da questa ondata di odio. Questo è quello che per adesso sappiamo di quanto accaduto a Washington questa sera, o meglio, questa notte. Andiamo a vedere ancora le agenzie. L'ANSA continua, dopo la notizia di Washington, Ucraina, The Wall Street Journal, vertice Russia-Ucraina in Vaticano a metà giugno. Il sisma, terremoto di magnitudo 6.0 al largo di Creta. Medio Oriente, l'IDF spara in aria durante la missione diplomatica Cenin. C'era il viceconsole italiano, Ira di Tajani.
Poi c'è stata un'altra sceneggiata nello studio ovale, scontro tra Trump e Ramaphosa, il presidente del Sudafrica, sul genocidio dei bianchi in Sudafrica, tensione nel bilaterale tra i due presidenti alla Casa Bianca, gli togliete terre e li uccidete, accusa Trump. Il confronto, fase drammatica per l'ex Silva, il governo cerca una via. Vi faccio vedere anche le altre news che ci sono sulla BBC. Anche la BBC tiene presente la lite Trump-Ramaphosa, dice ma Ramaphosa non perde i nervi durante l'agguato tesogli in modo estremamente telefonato da Trump. Poi ancora dice il clima sta cambiando, la rabbia degli israeliani cresce in merito alla condotta della guerra, e basta, più che altro. Ecco, e poi come una battuta sul riso può costare a un ministro del governo giapponese il suo posto di lavoro. Questo perché il ministro, quando qualcuno gli ha chiesto ma il riso è rincarato, e vabbè, a me che cosa me ne frega che me lo regalano. Quindi il Giappone è un paese con alti tassi di corruzione, quindi la cosa non è stata gradita. Andiamo a vedere le prime pagine di stamattina. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, intesa ora con Israele. Il Fatto, alla Camera passa solo la mozione della maggioranza. Toni e cesi delle opposizioni contro la posizione del governo su Tel Aviv. Intervista a Hussein al-Sheikh, numero 2 dell'ANP. Disponibili anche a un solo Stato, purché in pace e con tutele. L'appello di Leone XIV perché sia consentito l'ingresso degli aiuti per la popolazione a Gaza e cessino le ostilità. Fotonotizia a centropagina, bambini in fila a Gaza per assicurarsi i primi aiuti alimentari arrivati nella striscia. Dopo mesi, Cisgiordania, l'esercito spara per avvertimento sui diplomatici, Roma protesta. Istat, la fotografia dell'Italia 2024, famiglie più piccole e impoverite, il PIL tiene ma premia pochi. Migranti, il Ministero dell'Interno impone giorni di navigazione aggiuntivi ai naufraghi. Il decreto ONG alla consulta, 22 navi sono state dirottate. E vita, ascoltiamo le donne ferite da un aborto, il Golden Dome, gli USA varano lo scudo antimissile, la Cina protesta. Corriere della Sera, mitico Corrierone, Gaza a fondo di Netanyahu, tensioni sull'Ucraina e il G7, no degli Stati Uniti un ulteriore sostegno, Putin nel Kursk, offensiva fino al controllo, spari a una delegazione UE, protesta a Roma. Ancora, studio ovale, l'agguato, Trump attacca il presidente del Sudafrica, uccidete i bianchi. A sinistra, partiti da Cagliari e Palermo, i 2 volontari italiani morti battendosi per Kiev. Di spalla, Pavia, il consulente dei Poggi, dubbi sull'impronta, l'inchiesta su Sempio, gli sms della madre che indeboliscono i dubbi. C'è un'intervista sulla Stampa, se non sbaglio, alla madre di Stasi, tra l'altro. Fotonotizie a centropagina, in Svizzera, la tragedia sabato a 4.000 metri sull'Alp Hubel, Alessandro e Giorgia travolti dalla valanga. Un abbraccio a loro e alle loro famiglie. Il Fatto Quotidiano, eccoci qua, l'età dell'oro, più lavoro solo per over 50, effetto Fornero, lavoro, salari, povertà, l'Istat sbugiarda la Meloni, tutta propaganda, l'Italia ha il tasso d'occupazione più basso dell'UE, un potere d'acquisto pari a meno 4,4% del livello pre-Covid, in Spagna al più 3,9%. Ancora più lavoratori in cassa, caso Ilva, trattativa per venderla, gli azeri in stallo per i soldi. E il vertice Urso sindacati fa flop. Andiamo avanti. Il Giornale, caso diplomatico, crisi Israele-Italia, l'esercito di Tel Aviv spara sulla delegazione UE e sul nostro viceconsole, Roma convoca l'ambasciatore, protesta per l'azione a Gaza. Lo sfogo di Crosetto, divisi pure sugli esteri, siamo il paese peggiore. Il rapporto, la propaganda pro Putin nei libri di scuola italiani. L'intervista a Giovanni Minoli, io violentato da una donna quando ero un ragazzino, così Oara Borselli. Di spalla a Sorrento, mazzette anche nel panettone. Ve li ricordate i puff di Poggiolini pieni di denaro? Ora il panettone lo trovo creativo, non so voi. Dicevo, a Sorrento mazzette anche nel panettone, sindaco in cella. Norma nel mirino, mit Quirinale, lite sul ponte per l'antimafia, nuovi dettagli dalla perizia contro Sempio, mafia e satanismo,
quei teoremi su Garlasco. Il Tempo continua la sua inchiesta sull'Islam, il signore delle moschee e quel legame col PD, la Lega va in procura, chi è Osama Gabali, socio della moschea abusiva di Paderno Dugnano, spunta il suo post con la foto in cabina elettorale del voto alla sindaca Dem, esposto del Carroccio ai carabinieri, violato il segreto dell'urna. Fratelli musulmani e la rete francese, Cisinter, radicalismo in casa nostra. Guarda, guarda, i fratelli musulmani. Chi si rivede? Ancora, andiamo avanti. Rilievi del Colle sulla norma antimafia del Ponte, stupore al MIT. Ringa a Montecitorio, su Gaza, solito carosello a sinistra. Alleanza Verde e Sinistra con la che fiamma, vergognatevi. Bagar 5 Stelle. Ma la mozione Propal non passa. Passaportopoli, la rivolta all'estero contro la stretta del governo di Giuseppe. Io minacciato, l'intervista a Piantedosi, rimpatri veloci dall'Albania, ora preoccupa la Libia. E poi il tempo di Osho, il momento più divertente della rassegna stampa. Eccoci qua, De Luca lo strappo con Elli, ora lo sceriffo corre da solo, c'è De Luca che sta parlando con Renzi e Renzi dice: se te serve una dritta su come si fa il terzo polo chiedi pure, eh? Date una medaglia a quest'uomo. Poi vabbè, ancora l'omicidio di Garlasco, la povera Chiara, il test contro la cappera invidiosa di Chiara, l'impronta è di Sempio. La Repubblica, Israele spara, Gaza muore, a Jenin colpi d'avvertimento dell'esercito durante una missione internazionale, il viceconsole italiano attimi di paura. L'ira dell'Europa, convocati gli ambasciatori, ancora bloccati gli aiuti, Netanyahu controlleremo tutta la striscia. Ancora, Garlasco, nuova impronta, gli appunti di Sempio, ho fatto cose brutte, tangenti, arrestato sindaco di Sorrento, tra gli indagati Lello il sensitivo ed è subito Mai Dire TV. Ve lo ricordate Mai Dire TV della Gialappa col mago Atanus? Hai comprato la busta? O Carmela Mobili col vigile luminoso, i mobili da Rabla. La memoria, ecco perché i Beatles hanno cambiato il mondo, il documento Salvo Palazzolo, delitto Mattarella, la pista nera nell'agenda Falcone. La stampa, Jenin, tensione Italia-Israele, colpi dell'esercito israeliano contro i diplomatici stranieri, Tajani convoca l'ambasciatore di Tel Aviv, Vaticano e Meloni lavorano a un piano di pace in Ucraina in 2 fasi, il Cremlino prende tempo, aspettiamo l'invito. Fotonotizia, a centropagina, salviamo Niven, la bimba palestinese curata e rispedita a Gaza con altri minorenni feriti dai bombardamenti. Gli Stati Uniti, suprematismo Trump, il Sudafrica la smetta di uccidere i bianchi. Rapporto Istat, se il crollo delle nascite colpisce le imprese. Soldi del ponte tolti alle strade, Salvini di rotta su Messina, i fondi per la sicurezza delle infrastrutture provinciali. Andiamo avanti. La Verità. Altri segnali di disimpegno USA dalla questione ucraina, le condizioni del Vaticano per ospitare le trattative. Telefoni bollenti alla segreteria di Stato. La Santa Sede si mette in gioco, ma solo a condizione che gli incontri siano seri e ad altissimo livello. Il nodo principale è la posizione russa, ancora sibillina, il ruolo dell'Italia. Parigi all'angolo, la Meloni in regia, Macron tenta l'ultimo sgambetto. Visita a Bruxelles, Mattarella teme perturbazioni, vale a dire la democrazia. Silella, emergenza creata per coprire la Puglia con pale eoliche e pannelli solari. A fuori dal coro la clamorosa denuncia dei carabinieri di Bari, ci sono finalità geopolitiche strane agli interessi nazionali. Solite false sparate, schiaffa ai morti, il no all'OMS resuscita le virostar, ritirate il vaccino influenza Covid. 1,6 milioni persino per il film della El Khan, questa è Margherita, la sorella minore di Lapo e di Yaki, incasso 124 mila euro. Stavo facendo Lapo, non mi viene bene. Garlasco scatena il tifo ma resuscita il dubbio, i biglietti di Sempio recuperati dall'immondizia, ho fatto cose inimmaginabili. Sul giallo riaperto ci dividiamo in fazioni come al solito, diventiamo tutti criminologi. L'esercito israeliano spara verso una delegazione dell'UE, Tajani convoca l'ambasciatore. Infine Libero, caos giudiziario, quanto può costare l'errore su Garlasco? Tac, visto? Ve lo dicevo proprio ieri chiudendo Zoom. E se poi viene ipotesi A,
non succede niente e quindi Stasi è l'assassino. Ipotesi B, e se invece viene fuori che è innocente? Quanto può costare l'errore su Garlasco? Se Stasi fosse scagionato sarebbe risarcito per circa 4 milioni. Quanto vale una vita rovinata dalle toghe? Accusa, difesa e indagini. Piazzata alla Camera, compagni show, il Parlamento diventa Gaza, Toto Ministri, il delirio Dem. Già lavorano al governo Elli, credici. Fotonotizia a centropagina, tragedia a Milano, muore un altro ragazzo. Di chi è la colpa? Basta giustificare chi fugge dalla polizia, l'editoriale di Daniele Capezzone. All'interno, negoziati di pace, tutti sperano nel Papa, tra Prevost e Meloni c'è un filo diretto. Il PD arruola pure Mirko Tremaglia, il nipote Andrea zittisce la sinistra. L'intervista Renzo Arbore, salvo soltanto Fiorello e De Martino. La lista nera, arriva il DASPO per chi maltratta gli animali. Andiamo a vedere i quotidiani economici. Italia Oggi, eccola qui. Italia Oggi apre con software fiscali in ritardo, dichiarazione dei redditi 2025, il rilascio della versione definitiva dei programmi informatici è ancora condizionata a una serie di interventi dell'amministrazione. Ancora, Merli a pagina 2, il Regno Unito appalta a società private il controllo dei flussi di migranti nella Manica. Nelle prime 20 settimane nei cinema aumentano gli incassi, Botteghino più 6%, Claudio Plazzotta a pagina 16. Arbitri e allenatori, niente obbligo assicurativo all'INAIL per gli associati e i soci di associazioni e società sportive dilettantistiche, ASD ed SSD. Roberto Giardina da Berlino, pagina 9. In Danimarca abolita la consegna delle lettere mentre la Germania ha eliminato gli assegni. E infine, implacabile come sempre, il diritto al rovescio di Pierluigi Magnaschi. L'altro ieri in un piccolo gruppo di palestinesi ha protestato per le strade di Gaza contro Hamas, chiedendo in sostanza la fine della guerra. Ci vuole coraggio. Una manifestazione simile a questa era stata organizzata anche alcune settimane fa. Risultato, il giorno dopo uno degli organizzatori è stato sequestrato e torturato per alcuni giorni. Poi il suo corpo è stato fatto a pezzi e depositato davanti alla porta di casa sua, come ammonimento per chi volesse riprovarci. A dimostrazione che siamo di fronte a un gruppo di terroristi per i quali l'uso di metodi mafiosi e della violenza estrema non creano alcun problema. E non è un caso che sia proprio Hamas a sequestrare e gestire gli aiuti umanitari, che poi magari rivende alla popolazione. Nonostante ciò, l'UE ha annunciato un programma di aiuti alla Palestina per 1,6 miliardi di euro, che finiranno, almeno in parte, nelle tasche di Hamas. Complimenti vivissimi a questi eurocoglioni. Quotidiano di Sicilia, PIL, infrastrutture ed efficienza dell'APA, impietoso confronto Sicilia-Lombardia, ricchezza, produttività, strade, ferrovie, rifiuti e reti idriche. Tra le due regioni c'è un abisso. ASP di Trapani, alla fine Croce si è dimesso, ho provato a risolvere quello che ho trovato, il passo indietro del DG dell'azienda sanitaria, finita al centro della bufera. L'opposizione spezza una lancia, capro espiatorio. Va bene, diamo un'occhiata anche ai quotidiani locali perché che ora è? No, sono le 8, allora niente, pausa e poi Rem, Shiny Happy People 1991, a tra poco. Town, happy, put it in the ground where the flowers grow, gold and silver shine.
there's no time to cry. Happy, happy, put it in your heart where tomorrow shines. Gold and silver shine. Shiny, happy people holding hands. Shiny, happy people holding hands. Shiny, Prima dovete sapere che prima Simone rideva del fatto che io gli ho detto di essere così vecchio da ricordare quando è uscita questa canzone. L'anno era il 1991, questi sono i Rem con Shiny Happy People, bella gente scintillante, potremmo dire, o con l'abito della festa, bella gente, siamo noi, siete voi, ci mancherebbe pure. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa. Una zappa c'è, ve la voglio leggere. Walter, come sempre monumentale, eccolo qui. Ciao Antonino, certo che i soldi nel panettone a Sorrento non è male. Come li hanno trovati? Forse era sulla cadrega e si sono insospettiti quando il personaggio non capiva e cercava una mela. Viva Totò Schillaci, il gran visir. E niente, io... Scusate. Niente, i miei ascoltatori sono differenti e meno male, e grazie a Dio, signori miei, meno male. Grazie Walter, grazie. Lo trovo splendido, veramente. Allora, cominciamo adesso la rassegna stampa e ahimè, or son venuto in loco ove violento pianto mi percote. Cominciamo, per dirla con il buon Dante, cominciamo con quanto è successo a Jenin ieri. Ci sono stati questi spari di avvertimento, le forze armate di Israele si sono giustificate dicendo che la delegazione internazionale, la delegazione diplomatica aveva deviato da un percorso di sicurezza che era stato concordato. Comunque, pagina 3 del Corriere della Sera, lo riassumiamo in breve. Jenin, atto deliberato oppure avvertimento, la doppia versione sui colpi ai delegati. I paesi convocano gli ambasciatori, l'esercito si scusa. Cosa è successo, insomma? Non c'è voluto molto, perché questo video che è stato pubblicato dal Ministero degli Esteri dell'Autorità Nazionale Palestinese facesse il giro del mondo. Così nell'arco di qualche ora gran parte dei paesi a cui appartenevano i circa 30 delegati, fra gli altri Egitto, Giordania, Marocco, Unione Europea, Cina, Austria, Brasile, Turchia, Spagna, Russia, Canada, Francia, Regno Unito, hanno chiesto spiegazioni per via diplomatica. Il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani è stato tra i primi. Dopo aver sentito al telefono la premier Giorgia Meloni, ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore israeliano in Italia, una mossa, è stato fatto trapelare.
valsa a mettere sul tavolo come argomento non solo quello che era appena successo a Jenin, dove era presente un nostro diplomatico, ma anche la drammatica situazione nella striscia di Gaza. Ma davvero l'IDF, cioè le forze di sicurezza israeliane, hanno sparato contro la delegazione? La versione che arriva dai militari è decisamente diversa, per quanto possa essere considerato ugualmente grave, letta come azione intimidatoria verso i diplomatici. I militari di Netanyahu in sostanza dicono questo: i militari hanno sparato, è vero, ma nessuno ha puntato l'arma contro la delegazione, dicono. Si sarebbe trattato invece di spari d'avvertimento perché ai diplomatici in visita era stato indicato un certo percorso da seguire e invece ne hanno seguito un altro, entrando in un'area dove non erano autorizzati ad andare e che è considerata zona di combattimento. Il generale Yakidolf ha fatto sapere di aver immediatamente avviato un'indagine sull'accaduto e inoltre il generale Hisham Ibrahim, capo dell'amministrazione civile della difesa, ha ordinato ai suoi ufficiali di contattare i rappresentanti dei paesi coinvolti. Sarà lo stesso generale a parlare personalmente entro breve ai diplomatici coinvolti in questa storia per informarli dei risultati dell'inchiesta. La risposta dell'esercito, che ha aggiunto allo scenario anche le sue scuse formali: l'IDF si rammarica per l'inconveniente causato, dicono i militari in una nota diffusa dal Times of Israel, voleva essere un modo per disinnescare polemiche e strascichi diplomatici, ma non pare aver sortito l'effetto desiderato, anche perché dai delegati coinvolti nell'episodio non arriva nessuna conferma sul cambio percorso. Anzi, la loro versione è che non hanno mai messo piede all'interno dell'area controllata di Jenin. Anche il nostro viceconsole di Gerusalemme, Alessandro Tutino, come gli altri, racconta che nessuno dei delegati in nessun momento degli incontri programmati è mai entrato in campo. Si è svolto tutto in prossimità dell'ingresso del campo di Jenin e mai dentro. Quindi di quale percorso parlano i militari dell'IDF? Della loro versione pare invece più verosimile il fatto che non abbiano sparato addosso a nessuno e la percezione di non essere nel mirino devono averla avuta anche i diplomatici, benché siano fuggiti tutti verso le loro auto blindate. Una donna tra loro è diventata oggetto di commenti al veleno sui social di profili israeliani perché la si vede mentre si nasconde dietro un muro e sorridere senza mostrare segni di spavento. Andiamo però su Avvenire, perché l'autorità nazionale palestinese, che non è Hamas, grazie a Dio, ecco, c'è questa interessante intervista del collega Nello Scavo, che voglio salutare, a Hussein al-Sheikh, 64 anni, vicepresidente dell'autorità nazionale palestinese, segretario generale del comitato esecutivo dell'OLP, in pratica l'uomo, il numero 2 di Abu Mazen. E che cosa dice appunto al-Sheikh nello scavo? Un'intesa con Israele la firmerei all'istante, il mondo ci riconosca. Cosa dice al-Sheikh? Condanniamo fermamente gli spari delle forze d'occupazione israeliane contro gli inviati diplomatici arabi e internazionali in visita nel governatorato di Jenin. Invitiamo la comunità internazionale a porre fine a questa brutale irruzione delle forze d'occupazione nei territori palestinesi. Tuttavia non nascondo la sorpresa per la reazione europea di queste ultime ore. Non se l'aspettava più? Mi hanno colpito in particolare Regno Unito e Francia, che si sono espressi con toni molto severi rivolgendosi a Netanyahu. Ma mi ha anche sorpreso l'Italia. Il vostro paese ha una tradizione di amicizia e solidarietà col nostro popolo. Eppure il vostro governo non si è unito ai paesi che hanno chiesto di fermare le operazioni militari a Gaza e far entrare immediatamente gli aiuti umanitari alla popolazione che vive sotto le bombe, tra le macerie e nella fame. Perché crede che la posizione internazionale sposata anche dal Canada, stavolta senza rimproveri degli USA, sia così rilevante? Noi accogliamo con favore anche la dichiarazione relativa alle attività di insediamento israeliano in Cisgiordania, la cui continuazione, a nostro avviso, sta annientando la soluzione dei due Stati e che costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale e della legittimità internazionale e costituisce poi un ostacolo a pace, sicurezza e stabilità. Ora però invitiamo questi paesi a riconoscere lo Stato di Palestina. Il 7 ottobre del 2023 resterà una data spartiacque. Il bagno di sangue voluto da Hamas e gli ostaggi trascinati nella striscia
Potevano restare impuniti, gli chiede Scavo? Rispondo con un'altra domanda. Il 7 ottobre può giustificare il genocidio e questa è una reazione proporzionata? Quello che accade è sotto gli occhi di tutti. Quando ci fu il primo cessate il fuoco, centinaia di migliaia di palestinesi tornarono nel nord della striscia. E cosa hanno trovato? Niente. Tutto distrutto. La cosa più urgente è fermare la guerra. Sono necessari sforzi internazionali concertati per affrontare la crisi umanitaria e costruire una risposta sostenibile per soddisfare le esigenze dei civili che soffrono in condizioni tragiche. Egregio al-Sheikh, però tu nemmeno una parola per dire liberate gli ostaggi che Hamas ha lì ancora in casa da 600 giorni e magari se li liberate la guerra finisce, così per dire. Comunque, veniamo alla questione, diciamo, più succosa, la questione dell'accordo. Dice: il nostro compito adesso è di rilanciare le iniziative per unificare il popolo palestinese. Non dobbiamo lasciarci dividere. Si apre una stagione nella quale bisogna costruire unità. La politica di Israele con la guerra a Gaza e l'occupazione illegale della terra palestinese ha anche lo scopo di creare fratture tra di noi, ma non dobbiamo cedere. Con l'attuale leadership israeliana non ho speranza che si possa costruire qualcosa, ma non c'è alternativa alla prospettiva di un accordo. Arafat e Rabin c'erano riusciti, ma entrambi sono stati uccisi. Entrambi? Rabin è stato ucciso dagli estremisti israeliani che ora determinano le scelte politiche. Anche Arafat è stato avvelenato e ucciso da Israele, ne sono più che certo. C'è chi rievoca la lotta di Yasser Arafat e la contrappone all'amministrazione palestinese di oggi, accusata di inefficienza e remissività. Quale ricordo di lui la guiderà nel suo incarico? Yasser Arafat è stato il leader che ha unificato i palestinesi, li ha resi popolo unito, ha combattuto e resistito, ma ha saputo dialogare con Israele e firmare accordi, nonostante anche alcune resistenze interne. Noi abbiamo bisogno di quello spirito e di quel coraggio. Difficile che questo spirito e coraggio l'abbia una realtà come l'ANP guidata da un signore ultra ottantenne quale Abu Mazen. Vediamo un po' che cosa avete scritto, perché ho sentito ticchettare la zappa. Dai servizi TG sulla sceneggiata palestinese di sinistri, Elli sembrava una satanata, urlando assurdità come se Giorgia Meloni dovesse andare a prendere a sberle Netanyahu e risolvere la questione palestinese e decretare la fine della guerra. Marco da Milano. Vabbè, sai, quando uno sta, diciamo così, quando uno sta all'opposizione è tutto molto più facile. Antonino, uno continua a litigare nello studio ovale, un altro dice che è stato violentato da giovane, il ministro è un grande paese, scherza sul riso e qualcuno dice pronto il governo Elli. Poi dicono che i vaccini fanno bene, Pietro. Che cosa c'entrano i vaccini? Walter, Antonino non è finita, mi dicono dalla procura di Sorrento che da intercettazioni telefoniche stanno cercando i pizzini con resoconto delle tangenti pagate al sindaco di Sorrento nella famosa pasticceria Brambilla Fumagalli di Milano, nascosti tra i babà e le pastiere, dal paese dei balocchi e tutto. Io però ti posso dare uno scoop, non hanno ancora sentito il super testimone a Yeye Brazov. Qui stamattina siamo a vette altissime, signori, a vette altissime. Ah, che mondo fottuto, buona gente, rendetevi conto in che mondo viviamo davvero. Mentre tutto questo accade in Terra Santa, noi facciamo un salto in Italia. Facciamo un salto in Italia e parliamo degli amichetti di Hamas, perché questa gente generalmente quando gli si parla di queste cose, quando gli si parla di Israele, ovviamente vedono rosso. Chi sono questi amichetti di Hamas? Andiamo a pagina 17 del Giornale che ve li facciamo conoscere e poi andiamo anche su Il Tempo e vi raccontiamo il seguito di certe vicende. Pagina 17. D'altronde che il progetto sia quello di un'islamizzazione non lo dico io, lo dice Suad Sbai, per cui se volete andare a dire a Suad Sbai razzista andate, però poi ridiamo tutti quanti di voi che gliel'avete detto.
Allora, dov'è qua su Il Giornale? Islam politico. Dai che lo troviamo, perché, naturalmente è un po' oh, l'avevo segnato, questo è il bello. Garlasco ne parliamo dopo. Qua c'è l'intervista. Eccolo qua, sì, era giusto, pagina 17. Allora, dossier degli 007 di Parigi, sport, istruzione, predicatori social, così l'Islam politico conquista la Francia. L'allarme per l'infiltrazione dei fratelli musulmani, Macron, ora misure urgenti. Fate attenzione perché sta roba arriverà in Italia a breve. E non lo dico io, ma tante volte ce l'ha detto la nostra Suad. Di fronte alla gravità dei fatti, il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto ieri al governo di intervenire entro giugno ed elaborare rapidamente nuove misure alla luce degli elementi accertati dagli 007 d'Oltralpe, secondo cui una rete tentacolare riconducibile alla fratellanza musulmana è attiva in Francia e riesce ad avere accesso a fondi esteri, dalla Turchia al Qatar al Kuwait, per propagandare il separatismo religioso. Sport, scuole, politiche infiltrati dall'Islam politico nel laicissimo esagono. Nero su bianco, provato dai servizi di intelligence che hanno riscontrato l'applicazione rigida di norme che mirano a regolare ogni aspetto della vita individuale e collettiva dei musulmani, non solo nelle moschee, ma anche con pressioni ai politici per modificare le leggi della République in favore dell'islamizzazione. Una minaccia, secondo l'intelligence, che si espande in modo progressivo e mina la coesione nazionale. Riservato e rivelato solo in parte martedì dalle Figaro, il dossier è stato presentato ieri in un tesissimo Consiglio di Difesa. Protagonista e furioso per la fuga di notizie relative al report che sarebbe dovuto restare segreto, il capo dello Stato ha convocato il premier Bayrou e diversi ministri, esteri, finanze, istruzione e sport, responsabili di 3 settori particolarmente presi di mira da questa infiltrazione dal basso, ha spiegato l'Eliseo. Macron si è detto fermo sull'urgenza di adottare misure, ma ha anche messo in guardia i ministri dal fare amalgama, evitando di far passare il rapporto come un attacco a tutti i musulmani in un paese che ospita la più grande presenza islamica d'Europa. Ma cosa evidenzia il rapporto degli 007? Per la prima volta l'organizzazione del movimento fondato da Hassan el-Banna al Cairo nel 1928 è passata al setaccio. Vengono elencati i suoi rappresentanti d'Oltralpe, ci sono nomi, persone, conferma un dirigente del Ministero dell'Interno, che descrive una piccola piramide ristretta al vertice e allargata alla base, che opera attraverso una galassia di associazioni religiose, culturali, sportive, caritatevoli, ma anche in ambito sociale, educativo e dell'infanzia. Vi suona sta cosa? Associazioni che non hanno scopi commerciali, associazioni di vario genere. Secondo il settimanale Valeurs Actuelles, diversi risultano nella lista degli schedati come esse pericolosi per la sicurezza della République o presenti nelle liste per la prevenzione della radicalizzazione di natura terroristica, l'FSPRT. Non figura alcun diplomatico, ma imam, mediatori culturali, dirigenti sportivi, insegnanti. Guarda, guarda. Inoltre, da 130 a 140 moschee di Francia su circa 2800 sono direttamente affiliate alla fratellanza e da 50 a 60 altri luoghi di culto considerati vicini al movimento. Una ventina i fondi da cui attingere per far propaganda, incluse diramazioni dall'UE. Gli 007 francesi hanno anche segnalato licei e un istituto di formazione per imam. Infine, predicatori che tengono sermoni via internet, influencer attivi su social da TikTok a Snapchat. La fratellanza costituisce una minaccia che si sta diffondendo in modo quasi sovversivo, silenziosamente, afferma un consigliere vicino all'attuale ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, pronto ad azioni shock da annunciare entro il fine settimana, quando potrebbe essere reso noto l'intero rapporto. Il piano della fratellanza, secondo il ministro, è costringere l'intera società ad adottare la legge della Sharia. Finora non è stato identificato alcun partito legato alla fratellanza, ma si fanno eleggere da tutte le parti, dalla sinistra di Mélenchon alle altre, nota un esperto che al rapporto ha lavorato. Si garantisce una parte dell'elettorato trasversalmente. Parigi, Lione, Marsiglia, le regioni del nord, le zone più esposte.
I prefetti dovranno essere vigili alle elezioni comunali del 26, l'invito del ministro. La Francia quindi si scopre permeabile. Uno dei più battaglieri è Gabriel Attal, ex premier macroniano che si era speso per far vietare la baia nelle scuole e oggi chiede di vietare per le ragazze di meno di 15 anni il velo negli spazi pubblici. Il dossier fu commissionato lo scorso anno proprio al suo governo, cavalcato dalle destre che denunciano gli eccessi di tolleranza riservati a pratiche e prediche di certi imam, e giudicato all'inverso un attacco al rispetto dei musulmani dal tribuno della gauche Mélenchon, secondo cui l'islamofobia ha superato il limite. Guarda, guarda. E adesso noi andiamo in Italia, no? Perché se in Francia si sono svegliati adesso buon caffè ai cugini francesi, in Italia c'è ancora qualche vox clamans in deserto, fino a quando non succederà qualche momento di risveglio collettivo, chi lo sa. Intanto è arrivata un'altra zappa. Lorenzo da Como, ciao Antonino, per il caso Mazzette nel panettone, gli indagati sono stati colti in fragranza di reato? Sì, anche perché pare che il panettone fosse stato messo vicino a una fonte di calore qualche minuto prima per poterne assaporare anche il burro. Torniamo a noi. Allora, il tempo, con la collega Giulia Sorrentino, da cui peraltro va la nostra stima professionale, non ho il piacere di conoscerla di persona, ma quanto sta facendo è un'inchiesta seria e documentata, quindi complimenti. Il caso di Paderno Dugnano, il signore delle moschee che fa campagna al PD e la Lega va in procura. Cos'è che diceva Mélenchon in Francia, centrosinistra, anzi sinistra, che l'islamofobia ha oltrepassato ogni limite? Mi raccomando, provate a tenere i fili di queste due cose assieme, vediamo che viene fuori. Dai, facciamo sto gioco. Ripartiamo. Il signore delle moschee che fa campagna al PD, la Lega va in procura. La foto illegale dentro alla cabina elettorale con l'invito a votare la futura sindaca. Il post su Facebook riconducibile a Osama Gabali, socio della moschea abusiva, poi chiusa. Il comune di Paderno Dugnano, che conta circa 50.000 abitanti e si trova nell'Interland milanese, scrive la collega Sorrentino, dopo la polemica per l'acquisto del Tempio dei Testimoni di Geova da parte della Casa della Cultura Musulmana, ora si arricchisce di nuovi elementi. Prima di tutto è arrivato l'intervento della Lega, che con un esposto al comando dei carabinieri locale denuncia che in data 24 giugno 2024 sul social network Facebook è stato pubblicato da un profilo identificabile col nome Ossama un contenuto che appare in evidente violazione della norma elettorale italiana. In particolare, tale utente ha reso pubbliche una o più fotografie della propria scheda elettorale compilata riferita al ballottaggio per le elezioni comunali. Dalle immagini pubblicate si evince chiaramente che le fotografie sono state scattate all'interno della cabina elettorale durante l'espressione del voto e la X è apposta proprio sul nome dell'attuale sindaca di centrosinistra Anna Varisco, quella che, sentita da Il Tempo a proposito dell'acquisto di questo megacentro, che era dei Testimoni di Geova, ha detto molto semplicemente che loro a Paderno Dugnano costruiscono ponti. Andiamo avanti. Siamo davanti a un chiaro invito al voto? Come sottolinea la stessa Lega, questo comportamento costituisce una violazione del principio di segretezza del voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione, nonché delle norme di legge che regolano lo svolgimento delle operazioni elettorali. Hanno quindi deciso di presentare l'esposto per far sì che vengano verificati i fatti segnalati, identificando i responsabili, valutando la sussistenza di eventuali reati perseguibili d'ufficio. Il tutto trasmettendo copia anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza. Dopo aver verificato che la foto in questione sia ancora presente sui social di Ossama, siamo risaliti all'identità che si celerebbe dietro lo pseudonimo e corrisponderebbe a Osama Gabali, un nome che, secondo quanto ci risulta, non solo non è sconosciuto alla comunità di Paderno, ma sarebbe una persona nota anche alle stesse forze dell'ordine, che da tempo monitorano l'attività della comunità islamica sul territorio.
L'attività social di Gabali si distingue anche per la forte presenza di video contro esponenti del nostro governo. Il premier Giorgia Meloni, il vice premier Matteo Salvini, l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone. Vengono infatti condivisi da lui i video realizzati da altri utenti col volto della Sardone e l'hashtag razzista, la foto di Salvini che stringe la mano a Netanyahu con scritto vergognati all'infinito, o appelli come quelli contro la Meloni. Non hai l'elmetto, hai una maschera, è arrivato il momento di toglierla. Tutti gli italiani vogliono le tue dimissioni subito perché sei la vergogna dell'Italia. Stai portando l'Italia al fallimento e alla rovina. I contenuti difficilmente sono nativi di Gabali, se non quando trasmette video in diretta dei musulmani raccolti in preghiera, che sia in spazi all'aperto all'interno della vecchia moschea abusiva di Via Derna, chiusa poi nel 2023. Ed è proprio in merito a quella struttura che il nome di Gabali compare nuovamente. Vedendo gli atti d'acquisto dell'immobile intestato all'associazione La Famiglia Felice, si nota come proprio lui compaia tra i soci presenti nel momento della riunione tenutasi in data 11 aprile del 18. Infine, tornando all'acquisto del Tempio dei Testimoni di Geova, sembra che la cifra dell'acquisto da parte della comunità musulmana sia di 550.000 euro, cifra non estremamente abbordabile se si considera peraltro che l'immobile ad oggi non ha l'agibilità e quindi sarebbero necessari ulteriori lavori per poter rendere il luogo adatto alla funzione per cui è stato comprato, renderlo cioè un luogo di culto in cui far convergere tutti i fedeli islamici che precedentemente si ritrovavano in Via Derna. Un dettaglio che la parte venditrice ha dichiarato, sottolineando di non essere in possesso del certificato d'agibilità, ma, ciò nonostante, la parte acquirente ha accettato di concludere la trattativa. Diversi gli aspetti che gli agenti, su cui gli agenti stanno monitorando a Paderno, soprattutto alla luce della crescente diffusione della presenza islamica. Ed ecco che su questo si muove Anna Cisint, anzi Cisint, che io avrò il piacere tra l'altro di intervistare per Zoom alle 9.30, la ascolterete stasera alle 19.05, quindi vi invito, anzi alle 18.35 scusate, quindi vi invito caldamente a seguire Zoom di stasera. E la Cisint parla proprio della rete francese di cui vi dicevo prima. L'interrogazione alla Commissione EU, l'eurodeputata della Lega chiede una presa di posizione netta contro l'islamizzazione. Fratelli musulmani, la rete francese, Cisint, radicalismo in casa nostra. Cosa ha fatto quindi ieri la Cisint? Ha presentato, scrive il Tempo, un'interrogazione prioritaria alla Commissione europea dopo la pubblicazione da parte di Le Figaro del rapporto richiesto da 3 ministeri del governo francese sull'espansione dell'Islam radicale e fondamentalista in Europa. La Commissione europea, chiede la Cisint, era già a conoscenza dei contenuti del dossier? Soprattutto, quali sono le misure che intende adottare per fermare la diffusione dell'islamizzazione radicale nell'UE? È questo che chiede Cisint, sollecitando anche la sospensione di ogni finanziamento europeo a ogni ONG e associazione che diffondano ideologie incompatibili con i principi democratici. Il timore è che il medesimo quadro si venga a delineare nel nostro paese. C'è un piano chiaro costruito negli anni attraverso l'inganno per sostituire i nostri valori e identità. Stanno cercando di sottometterci insinuandosi nel cuore delle nostre città usando fondi esteri e predicando una visione opposta alla nostra civiltà. Urge quindi mappatura delle moschee presenti in Europa per verificarne regolarità, provenienza dei finanziamenti, cosa viene predicato al loro interno. Dobbiamo impedire che in Italia e in Europa pullulino vere fabbriche d'odio verso l'Occidente, scuole coraniche, moschee, interi quartieri sottratti al controllo dello Stato, dove prevale l'indottrinamento e non vigono le regole del diritto ma quelle della Sharia. C'è un modo per regolamentare l'Islam? Il primo passo è attuare l'articolo della Costituzione che prevede l'intesa tra Stato e confessione islamica, mai sottoscritta non certo per inerzia al nostro paese. Ora è l'Europa che dovrà prendere una posizione netta. Le 8.30, pausa, meteo, pubblicità, poi torniamo con i Subsonica, nuova ossessione del 2002, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un nuovo impulso perturbato interessa soprattutto le nostre regioni settentrionali. Temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata tempo fortemente instabile al nord, con rischio di fenomeni abbondanti e intensi soprattutto sulla Lombardia e al nord-est. Generalmente asciutto sui restanti settori, con sole prevalente sul medio versante adriatico e al sud. Nel pomeriggio altri temporali interesseranno pressoché i medesimi settori. Qualche fenomeno inoltre tra Umbria e Marche andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come ormai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca Rimas. Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno. Poi lo sapete che non potrete mai dimostrare 20 anni in meno con una crema. Voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante, biologico, come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca eudemica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Si muove, non riesco a stare fermo, tremando ti cerco in tutti i canali, alta tensione ma senza orientamento, sbandando ti seguo in tutti i segnali, fuori controllo, ormai mi pulsi dentro, sento il contagio di un'infezione senza ragione, disprezzo ogni argomento, ogni contatto, ogni connessione, ti cerco perché sei la disfunzione, la macchia sporca la mia distrazione, la superficie liscia delle cose, la pace armata la mia ostinazione, nuova ossessione che brucia ogni silenzio, dammi solo anestetici sorrisi ancora, nuova ossessione, corrodi ogni momento, sei la visione tra facce da dimenticare, nuova ossessione e ormai ci sono dentro, dammi solo anestetici sorrisi ed una nuova ossessione perché mi trovo spento, senza illusioni tra facce da dimenticare. Senza frizione piloti il mio tormento, spandando
cerco in tutti i canali, fuori visione, dirotti il mio buon senso. Non c'è più pace o consolazione, ti cerco perché sei la disfunzione, la macchia sporca la mia distrazione, la superficie liscia delle cose, la pace armata la mia insurrezione, nuova ossessione che brucia ogni silenzio, dammi solo anestetici sorrisi ancora, nuova ossessione, corrodi ogni momento, sei la visione tra facce da dimenticare, nuova ossessione, ormai ci sono dentro, dammi solo anestetici sorrisi ed una nuova ossessione, perché mi trovo spento, senza illusioni, tra facce da dimenticare. Oggi il suo futuro anteriore trasmette solo prospettive allarmanti e in casa lo rinchiuderà, sintonizzato su ossessioni imperanti. Oggi il suo diagramma del cuore è schermo piatto in nebulose stagnanti, forse è così che resterà, o forse sta per decollare, inventarsi una nuova ossessione che brucia ogni silenzio, dammi solo anestetici sorrisi ancora, nuova ossessione, corrodi ogni momento, sei la visione tra facce da dimenticare, nuova ossessione, nuova ossessione, nuova ossessione, sei la visione tra facce da dimenticare, nuova ossessione che ormai ci sono dentro, dammi solo anestetici sorrisi ed una nuova ossessione, perché mi trovo spento, senza illusioni, tra facce da dimenticare. Oh, ma che goduria sono i Subsonica alle 8:39 minuti e 6 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. I Subsonica insieme ai Crisma, signori, insieme ai Crisma, mica stiamo parlando di pizza e fichi. Nell'anno di grazia 2002, la nuova ossessione, grandissimo pezzo, i miei 22 anni, madonna mia, quanto tempo è passato, vabbè. Basta che divento sentimentale. È arrivata un'altra zappa, ladies and gentlemen, al 340-670-9659. Ma quale islamofobia? Questa è sottomissione e nemmeno ce ne stiamo accorgendo, Silvio da Torino. Andiamo a pagina 35 invece della nuova Venezia Mestre che mi viene segnalata. State un po' a sentire questo corollario di tutta la pagina islamica che chiudiamo con questo per passare poi a trattare di Garlasco, il PIL e la Xylella. Allora, il comune, questa è la nuova di Venezia Mestre, la pagina di San Donà di Piave per la precisione. Il comune chiude il centro islamico, edificio usato come moschea, revocata l'agibilità al gruppo Ar-Rahma. La comunità musulmana, qui vengono i bambini a studiare. Revocata l'agibilità per il centro culturale Ar-Rahma a San Donà di Piave, i controlli della polizia locale accertano che i frequentatori pregavano come in una moschea. In via Montepopera, residenti attività esultano dopo la protesta e la battaglia culminata con l'invito dell'eurodeputata leghista Cisint. Nel provvedimento è precisato che l'attuale utilizzo dell'unità immobiliare si identifica come luogo di culto, moschea e non come attività culturale, quindi non compatibile con la destinazione d'uso vigente. Emessa l'apposita ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi, risultato non agibile e non utilizzabile in alcun modo. Il risultato degli accertamenti svolti dalla polizia locale e dall'ufficio tecnico comunale, dice il sindaco Alberto Teso, ovviamente dopo l'avvenuta apertura del centro, dimostra in maniera inequivocabile che l'immobile in questione viene utilizzato come luogo di culto, impiego incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area dove si trova, che è commerciale. La scia originaria
era stata presentata per la realizzazione di un centro culturale. Come tale deve essere utilizzato l'immobile. Inoltre, per creare un luogo di culto collettivo sono necessarie autorizzazioni diverse e più complesse, anche ai fini della sicurezza di chi vi accede. La libertà di professare liberamente ogni confessione religiosa è principio costituzionale di civiltà che noi non intendiamo assolutamente ostacolare, ma tutto deve essere svolto nel rispetto della legge. Ho già parlato con i rappresentanti della comunità islamica e ho spiegato loro la situazione, chiarendo che è necessario che si mettano in regola limitandosi a utilizzare l'immobile come centro culturale e non come moschea. Il capogruppo della Lega, Alessandro Meneguzzi, è stato in prima linea in questi mesi in cui il centro era stato aperto tra le proteste dei titolari d'attività e residenti. Da oltre un anno insisto con determinazione sul rispetto delle leggi e sull'applicarle senza eccezione, aggiunge Meneguzzi. Oggi i risultati sono che il centro islamico chiude, confermando la correttezza della linea assunta dalla Lega. Le leggi sono chiare e vanno applicate con rigore, senza lasciare spazio a tentativi di elusione, conclude. In Italia, purtroppo, alcune comunità islamiche hanno agito fuori dalle regole, con la complicità di chi, per ideologia o convenienza, ha scelto di ignorare il problema. Questa situazione non è più accettabile. L'integrazione si costruisce nel rispetto delle leggi, non aggirandole. Non permetteremo che in nome di una malintesa libertà di culto si giustifichino attività illegali. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le leggi senza alcuna eccezione. Due pesi e due misure non sono tollerabili. Oggi mettiamo fine a un passato di incertezze in cui in casi simili veniva fatto poco o nulla, ignorando il principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione, che vieta distinzioni di razza, lingua o religione. La legalità è la nostra priorità, si è agito con fermezza per difendere il bene comune, senza far sconti a nessuno. Nella comunità islamica Rahma, se regna lo sconforto, i vertici si sono già rivolti a un legale. Ci sono tanti bambini che vengono qui per studiare, spiega il presidente Rashid El-Buka. Non siamo un centro di preghiera, ma culturale per preservare la nostra storia e tradizione. E se qualcuno prega è perché abbiamo dei momenti precisi da rispettare nell'arco della giornata, non possiamo vietarlo. Chiunque è libero di pregare, noi musulmani così come i cristiani o di altre religioni. Non comprendiamo come ci fosse apertura iniziale nei nostri confronti, adesso invece totale chiusura. Molti iscritti ritengono che la città non sia ancora matura e pronta per l'integrazione vera tra comunità diverse. A voi le riflessioni e meditazioni sul caso. Le 8:44 minuti e 30 secondi. E sapete che c'è che tra una trentina di secondi noi chiuderemo la pagina su questo argomento parlando con un ospite che torna, è un amico che spesso compare anche a Zoom, è stato anche nostro ospite, ed è l'onorevole Rossano Sasso. Perché l'onorevole Sasso ieri ha presentato, sentite un po' qua, una interrogazione ovviamente in Parlamento su quanto vi ho raccontato ieri, la storia della scuola di Sesto San Giovanni che ha avuto questo imam a far visita, il quale gli ha spiegato il Corano, gli ebrei, i cattolici e tutto il resto. Beh, insomma, sigla, qui Parlamento. Qui Parlamento. E dunque, buongiorno all'onorevole Rossano Sasso, come sta? Sì, buongiorno, mi avete beccato in un momento un po' così, però posso stare 5 minuti al telefono molto volentieri. Ho ascoltato la tua premessa. Beh, lì Sì. nel caso di Sesto San Giovanni l'imam non si è limitato alla storia delle religioni, compito che poi peraltro spetterebbe all'insegnante di religione cattolica e non a un esponente religioso di un altro partito, ma per chi ha visto le immagini, per chi ha sentito le parole dell'imam, lui spiega dei versetti coranici, Sì. e in uno in particolare lui pronuncia di fronte a dei bambini di 9-10 anni e delle scuole medie, quindi un po' più grandi, parole, frasi come dovete uccidere il vostro nemico ovunque loro siano, dovete combatterli se vi combattono, e via dicendo. Allora io penso che qui si sia andati ben oltre
l'inclusione, l'integrazione, perché poi non ho capito perché per le anime belle della sinistra dobbiamo essere noi ad integrarci con chi viene a casa nostra e non il contrario, ma siamo andati anche al di là del concetto di autonomia dell'insegnamento, questa fantastica narrazione con cui ci si difende quando secondo me si travalicano determinati limiti e nel giro di 3 settimane questo è il 4º episodio e siamo partiti dai bambini che si inginocchiano in moschea e vengono fotografati con il capo che tocca il pavimento, poi c'è stato l'episodio di Crema dove è stato ospitato in classe un altro esponente islamico. Adesso siamo di fronte ad un altro caso di visita di istruzione, perché queste sono le gite. E allora io ho portato insomma il mio partito, che tra l'altro si era già abbondantemente espresso con il sindaco di Sesto San Giovanni, con il vice segretario federale Silvia Sardone, con l'altro vice segretario Vannacci, con lo stesso Matteo Salvini, a cercare di pensare di porre dei limiti, perché oggi non ci sono da un punto di vista normativo. E io da ex insegnante vi dico che l'autonomia dell'insegnamento è qualcosa di meraviglioso, lo Stato non può sostituirsi in quel momento, però quando la si utilizza per scopi che io veramente faccio difficoltà a trovare degli spunti pedagogici, ma soprattutto la considerazione che faccio è questa. Le religioni in Italia, stando all'articolo 8 della Costituzione, quindi non stando allo Statuto della Lega o al diario di Rossano Sasso, ma stando all'articolo 8 della Costituzione, devono firmare un'intesa con lo Stato italiano. Cosa vuol dire? In Italia c'è la libertà di culto, ma per essere, come dire, professata anche in pubblico, peggio mi sento, per essere, come dire, promossa nelle scuole italiane, deve esserci necessariamente questa intesa. Ebbene, da oggi, da quando lo Stato italiano si è formato, tutte le religioni hanno sottoscritto questa intesa. Indovinate qual è l'unica religione che non lo ha fatto? La religione musulmana, la religione islamica. E quindi questo ci lascia intendere come ad una sorta di rifiuto nei confronti delle nostre leggi, del nostro ordinamento. Sarà perché forse la Sharia non è compatibile? Sarà forse perché in Italia non ammettiamo la riduzione in schiavitù della donna? Sarà perché forse non ci piace la negazione dei diritti umani? Sarà perché forse non ci piace se qualcuno ci considera cuffarri, infedeli e vorrebbe ucciderci per il fatto che non condividiamo il credo religioso? Allora l'interrogazione è il minimo che si possa fare. L'interrogazione serve a suscitare un dibattito, serve a fare delle riflessioni e eventualmente ad avere il coraggio di intervenire, perché io sono stanco di insegnanti che dietro l'autonomia dell'insegnamento fanno un po' quello che gli pare, dall'ideologia gender all'indottrinamento e alla sottomissione islamica, perché per me questa è sottomissione. Non c'è un dialogo, non c'è un racconto nei confronti di una religione che ha degli esponenti che spesso e volentieri dichiarano di odiarci. Ma le dirò una cosa, la parola giusta, io credo, rispetto a quello che è successo a Sesto è madrassa. Non so se lei è d'accordo, perché nelle madrasse fanno indottrinamento di quel genere, nelle scuole islamiche di quel genere, tipo quella che c'era a Viale Jenner a Milano qualche anno fa, fanno indottrinamento di quel genere. O sbaglio? Allora, il punto è uno, cioè, i genitori dove sono? Cosa ne bella pensano? Domanda. I genitori cosa ne pensano? Perché non avrei nulla in contrario che mia figlia imparasse anche qualche parola di arabo, qualche parola di cinese, qualche parola di giapponese. Se però la mia gita di istruzione di mia figlia di quinta elementare deve avvenire in una moschea, dove, lo ripeto, non hanno bisogno i nostri figli di integrarsi con i musulmani. Sono i musulmani che dovrebbero imparare a parlare bene l'italiano, dovrebbero dire ai loro figli di rispettare e di non diventare parazza, dovrebbero essere loro a ringraziare il loro Dio perché vengono ospitati a casa nostra, perché noi li abbiamo accettati
e a volte anche colpevolmente fatti entrare in centinaia e centinaia di migliaia, quindi non favorendo un reale processo di inclusione. Allora, il punto è questo, credetemi, non c'è un discorso, come dire, da leghista duro e puro, c'è un discorso da persona che crede in una reale integrazione e che ha votato in Parlamento, ad esempio, il potenziamento degli insegnanti di lingua italiana proprio per i bambini stranieri, perché non c'è nessuna integrazione se questi non imparano l'italiano e quindi non imparano a rispettare i nostri usi, i nostri costumi, le nostre tradizioni. Ma qui io vedo soltanto una voglia di integrazione all'incontrario. Dobbiamo noi sentirci in colpa perché non ospitiamo un imam nelle nostre scuole? Al netto del fatto che manchino le condizioni di reciprocità, per cui sarebbe ridicolo pensare in uno dei loro paesi semplicemente di farle erigere una chiesa e di far andare i bambini islamici a pregare, a parte che non sarebbe neanche giusto. Ma il punto è fin dove si spingono le anime belle della sinistra che pullulano nelle nostre scuole. Storicamente si sa che la sinistra detiene il controllo delle università, delle scuole, dove anche c'è un governo con un ministro della Lega, noi dobbiamo quotidianamente battagliare in punta di diritto e anche, come dire, in punta di interrogazioni parlamentari, proposte normative, per cercare di raddrizzare qualcosa che per decenni è andata avanti, solo che non si rendono conto che stanno scherzando col fuoco, perché se la sinistra pensa di sostituire gli elettori italiani, che ne mancano sempre di più, con gli elettori islamici, corre il rischio di andarsi a consegnare, come hanno fatto i laburisti in Inghilterra e come hanno fatto i progressisti in Francia, ad un corpo elettorale che poi, una volta arrivato al potere, non so che fine possa far fare ai francesi, agli inglesi, e Dio non voglia agli italiani. La Lega è l'unica diga, è l'unico argine contro questa invasione culturale islamica. Adesso vi saluto, scusatemi, sto scappando. Prego, grazie, un saluto. A presto, un abbraccio. A presto. Qui Parlamento. Questo è, amici miei, ma non dell'avventura, ahimè. Purtroppo io non ho altro da aggiungere a quello che ha detto l'onorevole Sasso. Soltanto vi ricordo che in questo paese, d'altronde, poi uno, vabbè, dice, ma invitano ma voi vi rendete conto che in questo paese all'Università La Sapienza hanno impedito a Benedetto XVI di parlare semplicemente perché è colpevole di essere il capo della Chiesa Cattolica? Ma ve ne rendete conto? Quindi di che cosa vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare? Tra i firmatari di quella lettera c'era il premio Nobel Parisi, quindi di che cosa vogliamo parlare? Poi però i soliti noti, le solite anime belle, come ha detto l'onorevole Sasso, sono quelle che si sciolgono. Accoglienza. Dibattito. Allora, andiamo avanti con le zappe. Qualcuno, Mimmo Magnetta ce ne manda una, lo comunichiamo. Oggi sciopero nazionale di tutto. Intanto buongiorno Mimmo, ciao Mimmo, numero 1. Oggi sciopero nazionale di tutto il personale ospedaliero, infermieri specializzati, OSS, cioè il personale che assiste in ogni necessità i pazienti, e tutti i medici, ognuno con le loro specializzazioni. Qui a Milano saranno in presidio a Palazzo Lombardia a urlare le loro ragioni. In Italia le paghe sono a livello di paese del quarto mondo, nel 2020 li consideravano eroi, oggi li istighiamo a scappare dal paese. Diamo giustizia economica a chi fa tanto per noi. Pienamente d'accordo. Le 8:56 minuti e 12 secondi, avviamoci alla fine di questa rassegna stampa con Garlasco, e poi vorrei dirvi alcune cose. Anzi, prima di avviarci all'ennesima telenovela di Garlasco, ma poi chi se ne frega veramente di questa
di questa telenovela che sta tirando fuori soltanto il meglio del peggio di tutti gli italiani, veramente. Ma che cosa ce ne frega di Garlasco, di tutta sta storia qua, di ste vicende, del bailamme che viene fatta attorno a questa vicenda, veramente. Lasciamo lavorare il giudice e basta. Basta, saltiamo proprio a pie pari l'argomento e andiamo invece a occuparci di cosine che superano questo argomento. E per la precisione, vi dicevo, torniamo sulla verità, anzi andiamo sulla verità e attenzione, non è che dico questo su Garlasco perché non ho rispetto per Chiara Poggi e per il dramma che ha passato per la sua famiglia. Io, proprio perché ho rispetto per loro, non voglio cooperare ulteriormente a questo bailamme. Allora, la verità, a proposito di Ucraina e Russia, disordine mondiale, il Vaticano c'è ma pretende negoziati veri, la diplomazia della Santa Sede lavora seriamente per ospitare le trattative Mosca-Kiev ad alcune condizioni, niente delegazioni di seconda fascia, impegno dei paesi più grandi, pallino in mano alla segreteria di Stato, con la Meloni a mediare. Soprattutto scrive Giorgio Gandola che qui la situazione è molto particolare, Cioè, cosa ha detto il Cardinal Parolin? È stato lui il primo a sottolineare la disponibilità della Santa Sede per un incontro diretto tra le due parti, così da avviare negoziati diretti, perlomeno si parlino. È una disponibilità di luogo, l'abbiamo sempre detto, lo abbiamo sempre ripetuto. Se volete incontrarvi, il Vaticano è un luogo indicato con tutte le discrezioni del caso. L'accelerazione ha anche un suo successo personale che allunga i tempi di un eventuale cambio al vertice dell'ufficio. Adesso si parla dell'autunno, per non lasciare a metà quella che avrebbe caratteristiche di un'impresa epocale. E se i negoziati vanno in porto, chi lo tocca più? In tutto ciò è ben visibile un elefante nella stanza, Vladimir Putin. Qui arriva la seconda condizione. Perché la macchina organizzativa assuma contorni ufficiali è fondamentalmente un ultimo decisivo passaggio. Il riconoscimento in chiaro da parte di Mosca del ruolo del Vaticano. Ieri il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Russia non ha ancora ricevuto alcuna proposta dal Vaticano per una possibile mediazione sul conflitto in Ucraina, ma accoglie con favore la disponibilità e gli sforzi di tutti quei paesi che desiderano contribuire a una rapida soluzione. Un'uscita felpata e sibillina che forse dimostra la volontà di Putin di sedersi al tavolo. Se attraverso i canali diplomatici arriverà la disponibilità a discutere ai massimi livelli, con la presenza dello stesso zar o del ministro degli esteri Sergei Lavrov, allora dalla segreteria di Stato Vaticana partirà l'invito ufficiale. Si cammina sulle uova per non correre il rischio di ripetere il flop di Tirana. Lo scenario evidenzia un buco evidente, l'assenza dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen. Questo perché storicamente in diplomazia la Russia predilige gli interlocutori diretti, che abbiano una storia, una tradizione, un esercito, una chiara catena di comando. A Mosca si ragiona per imperi. Ecco l'importanza strategica degli stati nazionali, posti attorno a un tavolo sotto la cupola di San Pietro, da sempre garanzia d'equilibrio e autorevolezza. È facilmente intuibile il ruolo dell'Italia e non solo geograficamente centrale nel possibile summit, guidata dalla Premier Meloni, abile nel consolidare l'asse USA-Vaticano, già naturalmente in essere dopo l'elezione di Robert Francis Prevost al soglio pontificio. Una posizione di privilegio intuita dal ministro della difesa Guido Crosetto. Spero che le trattative siano possibili. È un'ottima idea il tentativo di portare su un terreno come il Vaticano una trattativa di questo tipo, detto a margine del question time. Posso aggiungere una cosa: nel momento in cui l'Italia riesce davvero a favorire attraverso il Vaticano questa mediazione e magari arrivano a uno straccio di cessate il fuoco, in Europa nessuno ci può più dire mezza parola. Le 9:01, pausa, pubblicità e poi torniamo. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705. Ripeto, 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede una volta installato l'allarme? Che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere. Lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Le 9, 4 minuti, 14 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Tolgo anche la condivisione, Simone, te lo dico. Allora, sono arrivate altre 2 zappe e mi danno molto da pensare. Vabbè, la prima. Finalmente qualcuno che la pensa come me su Garlasco, Marco da Modena. Ma sai, Marco, c'è anche un altro fatto, forse non si coglie un punto. C'è una seconda partita che è su questa, che diciamo viene portata avanti in questo caso. Nel momento in cui, cioè qui, ipotesi A, tutto si risolve in una bolla di sapone. A quel punto uno ha tutto il motivo e il diritto di dire riformiamo la giustizia, perché dopo 20 anni tornare a spendere soldi del contribuente, tornare a montare tutto sto circo, eccetera, 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 per poi giungere alla conclusione che non ci sono novità o che sostanzialmente l'assassino continua a essere Stasi, beh, fine. Ipotesi B. Supponiamo invece che venga trovato un assassino e quindi a quel punto gli devono dare 4 milioni di risarcimento danni al povero Stasi. Allora a quel punto che riforma della giustizia si dovrebbe fare? Nella ipotesi A è tutto sommato una responsabilità che si è assunto il procuratore di Pavia, che come avete sentito però dalle parole di Carlo Cambi è uno che è noto per essere personaggio coi cabasisi belli grossi. Per cui se uno così rischia di suo in questo modo con questa indagine, vuol dire che ha i motivi per farla. Per cui, ma nell'ipotesi B, se appunto dall'indagine fatta in maniera adeguata coi cabasisi e tutto quanto, viene fuori che l'assassino non è Stasi,
a maggior ragione poi dopo è tutta la magistratura che viene a essere chiamata, diciamo, in ballo e naturalmente le grida per una seria riforma della magistratura si faranno assordanti, altro che separazione delle carriere, o no? È lecito poter ipotizzare uno scenario del genere? Lo chiedo a voi. Lo chiedo a voi. Andiamo avanti. La seconda zappa che mi arriva dall'amico Ruggero. Ciao Ruggero, buona giornata Antonino. Ma i saloni sinistri non sono ostinatamente laici. Cosa sarà mai successo? Evidentemente si sono convertiti alla religione islamica per interessi elettorali. Auguri. Ma guarda, loro sono laici solo nei confronti della religione cattolica. L'altro giorno il Papa ha detto chiaramente che per lui il matrimonio è dato da un uomo e una donna, e io ho già sentito questi contorcersi che ma Papa Francesco queste cose non le diceva, ma la Chiesa come si può permettere di ingerire in uno Stato laico e così via. La Chiesa. Quando si tratta della Chiesa vedono sempre rosso. Nel caso di altre religioni le corteggiano, prima le corteggiavano in funzione anticattolica, ora le corteggiano perché siccome hanno subito la mutazione di cui parla il professor Ricolfi, che è persona schiettamente di sinistra, quindi non gli si può dire che si sia iscritta alla Lega o che sia un fascista, adesso invece fanno parte di quelli che la sinistra dovrebbe tutelare, insieme ai migranti, ai gay, insieme a tutte queste realtà, tranne i lavoratori. La sinistra non ha più come ragione sociale la difesa dei lavoratori. Questo è quello che scrive Ricolfi nel suo libro La mutazione, attenzione. Questo lo scrive Ricolfi, torno a ripetere. Se potete leggete questo benedetto libro. Questo è quanto, caro Ruggero. E poi c'è Hullebeck. Difatti, guarda caso, poi ti arriva il Mélenchon di turno, ma no, ma questa è islamofobia, apriamo le braccia ai fratelli musulmani. E aprigliele, poi vedi che cosa succede. Aprigliele. Va bene, fatemi chiudere la rassegna con una cosa che mi ero segnato e la tiro via dal Fatto Quotidiano, dopodiché il telefono è aperto allo 0292947222. Intanto siamo un paese che invecchia molto di più, questi sono i dati dell'Istat, ma in particolare vedete che, ecco qua, i dati dell'Istat, altro che età dell'oro, l'Italia è in retromarcia nel 2024. L'occupazione cresce, scrive il Fatto Quotidiano, quasi esclusivamente per gli over 50. Le retribuzioni reali sono ancora ampiamente sotto il livello pre-Covid. La produttività del lavoro in calo, la povertà assoluta in lieve crescita. Tra le conseguenze della crisi salariale c'è l'aumento del numero di persone che rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe e non possono permettersi la sanità privata. Come al solito, la migliore opposizione alla narrazione del governo Meloni, che da mesi ostenta i record sul lavoro, la fanno i freddi numeri dell'Istat. Ieri infatti l'Istituto di Statistica ha diffuso il rapporto annuale che fotografa la situazione del paese nel 2024 e racconta con precisione le pesanti ombre che si nascondono dietro quella che da tempo viene presentata come una sorta dell'età dell'oro. Tasso d'occupazione 62,2%, è in recupero ma resta il più basso nell'Europa a 27. 6,5% la disoccupazione, nettamente superiore al 5,9% che nel 2024 è stato il valore medio dell'UE. 80% la crescita totale degli occupati, dovuta per i 4/5 all'aumento degli over 50. Meno 4,4% la perdita di potere d'acquisto in Italia nel 2024 rispetto a prima del Covid, rispetto al più 2,6% in Francia, al più 1,3% in Germania e in Spagna addirittura più 3,9% in più. A proposito di un'Italia sempre più vecchia, andiamo un attimo su Avvenire perché avevo visto un pezzo che vi volevo sottolineare. Eccolo qua. Nell'Italia che invecchia l'economia tiene le famiglie più piccole, povere, fragili. Il 36,5% dei nuclei composto da un solo componente, meno di una coppia su 3 ha figli. Oltre il 23% della popolazione a rischio povertà.
Nel complesso i numeri indicano che la crescita è rallentata, anche se l'occupazione ha continuato a correre con il 63,3% dei giovani tra 18 e 34 anni che vive con i genitori, valore tornato al livello del 2019 ma in crescita rispetto al 2010. Questo fenomeno è accentuato dalla crisi economica e dalla pandemia e si deve alle difficoltà che i giovani incontrano nel realizzare i loro progetti d'autonomia e il raggiungimento dell'indipendenza economica. Anche la diffusione delle nuove modalità di formazione della famiglia produce i suoi effetti sui comportamenti produttivi. Nel 99 10 nati su 100 avevano genitori non coniugati. Nel 2023 siamo al 42,4%. A crescere sono soprattutto i nati da genitori entrambi mai coniugati, dal 6,3 al 35,9%. Sono le nuove forme familiari a imporsi, le unioni libere, oltre 1.700.000, e le famiglie ricostituite coniugate, 840.000, insieme rappresentano quasi una famiglia su 10. Le unioni libere sono ormai diffuse tra celibi e nubili, che rappresentano circa 2/3 dei casi, come alternativa o fase precedente al matrimonio, mentre circa un quinto è costituito da nuove unioni per separati e divorziati, meno frequenti quelle con almeno un vedovo. Cambia quindi la struttura sociale del paese e poi preoccupa la condizione economica di questi nuovi nuclei familiari. La povertà assoluta coinvolge nel 2023 l'84% delle famiglie residenti, 2,2 milioni di famiglie e 5,7 milioni di persone. In particolare famiglie con figli, giovani, stranieri residenti nel Mezzogiorno. Rispetto al 14 l'incidenza è aumentata di oltre 2 punti percentuali a livello familiare e 2,8 a livello individuale. Le famiglie con minori restano le più esposte alla povertà assoluta. Nel 23 l'incidenza raggiunge il 12,4%, 13,8 a livello individuale, con un incremento di oltre 4 punti rispetto al 2014. I minori in povertà assoluta sono 1,3 milioni circa. 02 9294 7222, il telefono è aperto da questo momento. Abbiamo poi altre zappe che sono giunto. Troverebbero la formula per non risarcire Stasi, l'hanno fatto col signor Zuncheddu, Walter. Ancora, Ele il Vigo, non seguo Garlasco, immagino il dolore delle famiglie. La fiducia nella giustizia è caduta libera da tempo. Pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino Lisetta. Buongiorno a lei. Allora, altro argomento. Io volevo parlare di un'idea della Lega, sì, della pace fiscale, le retribuzioni eque e le nuove proposte della nostra Lega, naturalmente. Vada. Allora, signor Tonino, c'è una nuova rottamazione entro l'estate per procedere verso la pace fiscale, speriamo che sia veramente così, e l'annuncio di un disegno di legge per garantire retribuzioni adeguate, eque e trasparenti. Le nuove proposte, ripeto, della nostra Lega trovano gli alleati piuttosto freddi. Naturalmente c'è Fratelli d'Italia e Forza Italia che tagliano corto e parlano di fuga in avanti, vogliono essere loro i primi, no? Naturalmente. Mentre i nostri leghisti difendono la posizione definendo i nuovi obiettivi legittimi battaglie politiche. Allora succede che Giorgetti, riferiscono fonti leghiste, sarebbe apparso possibilista. Tenere i conti in ordine, sempre ha detto lo stesso Giorgetti, in modo che lo spread resti basso e l'Italia possa continuare ad attrarre investimenti. Questa è l'idea della nostra Lega. Io dico attenzione a tutti quelli che ci ascoltano, che almeno qualcosa si fa. Io sono d'accordo, signor Tonino. La saluto e buona giornata. La saluto anch'io. Altra telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantola. Ciao grande, dimmi tutto. Allora, 2 sassolini nello stagno. La prima, in Europa si sono arrabbiati perché Israele avrebbe sparato dei colpi di avvertimento nei confronti di una delegazione. Ma ragazzi, ma non si è ancora capito che Israele è un paese in guerra? Quindi ha subito un attacco mostruoso il 7 ottobre che sappiamo, e io mi stupisco, ma forse neanche più di tanto, che nessuno, soprattutto i progressisti, metta il dito nella piaga di quel 7 ottobre da parte di Hamas, non dei palestinesi, di Hamas.
e continui a strillare contro quello che sta facendo Israele. Ma io vorrei vedere l'Italia, parliamo d'Italia, se noi avessimo uno Stato confinante, chiamiamolo Stato confinante, o comunque un'istituzione confinante, che ha come ragione sociale la distruzione dell'Italia, conclamato, scritto nero su bianco. Hamas ha il suo progetto, si serve della popolazione palestinese come scudo umano per continuare il suo progetto. È quello che è accaduto, hai raccontato te, che hanno preso uno degli organizzatori di quella manifestazione, lo hanno torturato e lo hanno lasciato a pezzi davanti a casa sua. Che cos'è? Però nessuno a sinistra dice qualcosa. Il secondo sassolino, mi sembra impossibile che la sinistra, i progressisti, non si rendano conto di quello che sta facendo l'Islam. Semplicemente hanno un progetto contiguo, cioè il sovvertimento dell'ordine costituito, la presa del potere. Punto e basta. E questo è il fatto. E quindi qualsiasi cosa è utile alla presa del potere da parte della sinistra. Noi lo sappiamo che storicamente la sinistra detesta gli Stati Uniti e quindi tutto ciò che è occidentale le fa schifo. Gli insegnanti, tutte le associazioni che tu dicevi, hanno questo progetto e chi non se ne rende conto sbaglia. Ma questo perché? Perché detestano Israele e detestano l'Occidente? Detestano l'Israele perché ha una fortissima identità. Quindi l'israeliano è fiero di essere israeliano, l'ebreo è fiero di essere ebreo della sua storia, mentre noi occidentali, avendo perso l'identità, non siamo più niente. Non a caso Sun Tzu diceva che la guerra si vince prima nel tempio e poi sul campo. Noi occidentali non siamo più niente perché l'unica cosa nella quale ci riconosciamo, volenti o nolenti, è il consumismo e quindi noi, non avendo perso la nostra anima spirituale, se non succede qualcosa, ma io non ci credo, e mia moglie su questo, che è una calabrese come te, e lo dice sempre, noi siamo destinati a scomparire perché non abbiamo più la voglia e la forza di lottare, oppure quelli di noi che lo fanno sono troppo pochi. Ciao Antonino, grazie. Ciao, un abbraccio. Altra zappa che è arrivata adesso: se dovessi credere al Fatto Quotidiano mi suiciderei immediatamente. Ecco, questa è un'affermazione che francamente lascia il tempo che trova. Il problema non è che l'abbia detto il Fatto Quotidiano, il problema è che sono dei dati dell'Istat e i numeri non sono né del Fatto né miei né tuoi. Maurizio: in Israele facilmente un incidente costruito dai vari paesi in delegazione in gran parte ostili a Israele, convenuto un percorso sicuro come in tante manifestazioni, vogliono farne un altro in campo di guerra, avvisati per loro sicurezza. Maurizio. Ecco appunto, resta sempre un fatto però, perché vedete anche l'esponente lì il vice di Abu Mazen sentito da Nello Scavo su Avvenire, sì, tutto molto bello, però ogni volta siamo sempre al punto. Guarda caso questi qui non dicono mai: cari Hamas, cari amici di Hamas, perché non vi levate dal culo in Gaza, vi levate dai piedi, lasciate la gente in pace anziché guidare col vostro regime terrorista e mafioso che non è altro, e soprattutto liberate gli ostaggi israeliani. Ma è mai possibile che nessuno di questi qui abbia mai detto in 600 giorni liberate gli ostaggi israeliani e la guerra finisce? Ma secondo voi Israele può accettare di fermare tutta la macchina bellica che ha schierata a Gaza per che cosa? Per un cessate il fuoco mentre quelli di Hamas si tengono gli ostaggi. Cioè quelli poi hanno vinto sostanzialmente. È chiaro che fino all'ultimo li andranno a prendere, fino all'ultimo. È molto chiaro questo, non è che ci vuole la zingara per capirlo. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Walter. Uè, grande! Ciao, ti faccio sempre divertire la mattina, di la verità, mi piace. Molto, stamattina mi è molto divertito. Dimmi tutto. Volevo dire tre cose. La prima è questa: 1,6 miliardi della UE
verso la Palestina. Dove andranno Sì. quei soldi? Ecco perché Hamas continua a vivere, perché li stiamo finanziando noi. Primo, Certo. ricordiamoci dei dipendenti dell'UNHCR che sono andati a tagliare la gola ai bambini, a mettere nei forni microonde o legare le famiglie su una bomba a mano per poi farla esplodere. Mettiamoci queste immagini nella testa quando parlano di Gaza, mettiamoci queste cose in testa. L'altra cosa che volevo dire è abbastanza semplice. Allora, adesso ci sono i referendum, no? La CGIL fa i referendum. Perché la Lega non raccoglie le firme per fare un referendum per il ripristino della scala mobile tout court, per tutti? Il costo della vita aumenta dell'1%? Si aumenta tutto. No, non si può perché non ci sono i soldi. E che cazzo, andiamo a comprare 1000 carri armati dei tedeschi e poi mettono davanti il nome Leonardo Reichsteel? Non ha senso. Cioè, o è Leonardo o è Reichsteel. Allora, per comprare 1000 carri armati, che torno a dire nel futuro con un drone da, non lo so io, da 2000 euro si fa esplodere un carro armato da 1 milione di euro. Però la scala mobile nessuno ci va a toccare. C'è stato un referendum nel quale ci hanno convinto a votare contro. Sì, mi ricordo. Un referendum per abolire quella schifosissima legge che ha tolto la scala mobile. Secondo te il quorum si raggiungerebbe o no? E poi un'altra cosa, Marco, che stimo, non è vero che siamo uniti, perché ci sono persone come te, come me, come Antonino, come Lisetta. Siamo in tanti e noi crediamo di essere in pochi, ma siamo in tanti che abbiamo le idee e le idee marciano. Altra cosa, le statistiche, come diceva il mio allenatore, le statistiche sono come i 2 pezzi, coprono l'essenziale. Ciao. Ciao. Altra telefonata, pronto? Chi è là? Pronto, sono io? Sì, buondì. Sono Emilio. Ciao Antonino, grazie per l'invito. Ecco, io sono d'accordo con quanto diceva Oriana Fallaci, che nel mondo musulmano non c'è nessun moderato, sono tutti uguali, sono come i biscotti stampati, uno non è differente dall'altro. E poi se siamo ridotti così, grazie anche ai cattocomunisti, perché quelli che vogliono dicono che fanno ponti. Speriamo che questi ponti poi saranno come certi ponti che sono crollati e crolleranno, perciò non facciamoci tante illusioni. Poi anche sempre questi cattocomunisti sono quelli che sono sempre disposti a dire che tutte le religioni hanno il diritto di diciamo così, di pregare, però per quanto mi riguarda, per me l'Islam non è una religione ma è un'istituzione. Grazie per l'invito, buona giornata a tutti. Ma io trovo davvero di pessimo gusto dire come certi ponti che poi sono crollati. Ne è crollato uno che ha fatto 43 morti a Genova, quindi evitiamo di fare riferimenti a ponti che crollano, discorsi del genere. È davvero di pessimo gusto. La seconda cosa, Oriana Fallaci scriveva certamente incazzata, il libro del resto si chiama La rabbia e l'orgoglio, ma un Islam moderato esiste. Non è quello della fratellanza musulmana, ma esiste, grazie a Dio. Altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto, posso parlare? Prego, buongiorno. Ecco, buongiorno, sono Rosa da Monza e saluto tutti, signor Danna. Ben trovata. Allora, io ho qui in mano un ritaglio del quotidiano La Padania, che ha anni che ce l'ho qui, e c'è scritto questo: legge per la diffusione del Corano, la Commissione Affari Costituzionali approva il DDL fatto da Prodi nel 1997 e l'hanno votato, però non c'è la firma del concordato. Mi va bene gli ebrei, mi va bene i filippini, mi va bene gli evangelici, eccetera. Ma io discendo dalla mia parte di mia madre, in Spagna era nata, cioè era nata. 400 anni l'Islam è stato. È il capitano di Castiglia, di Valencia, Don Rodrigo li ha buttati fuori. E sì, è un film romanzato, eccetera. Io queste persone non le voglio. Mi hanno detto che mi tagliano la gola e vogliono fare quello che vogliono e le sfidano anche le donne. Perciò fate attenzione, è pericoloso.
Io conosco dei musulmani che danno la mano per salutare la donna, eccetera, ma altri no. Io non posso fare il segno della croce davanti alla chiesetta che non posso più andare perché sono caduta 4 anni col bastone. Bene, o faccio il segno della croce, alla croce faccio il segno. Bene, un ragazzo musulmano si è tirato giù il cappello, si è coperta la faccia. Comunque io ho visto la guerra. Ho 86 anni, io non ho mai visto nel mio paese una cosa del genere. Stiamo perdendo l'identità, grazie anche a Mattarella. Buona giornata ragazzi, a tutti. Buona giornata. Altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, pronto, buongiorno. Ciao Gino. Mi sente? Perfettamente. Pronto? Sì. Pronto? Sì Gino, Mi ti sente? sento, vai. Ecco, allora vado. Io ho sentito diversi interventi su Israele e la Palestina che mi trovano d'accordo. Oltretutto ci si dimentica di dire che tanti miliardi dati in aiuto alla striscia di Gaza, proprio lì alla Palestina, dove sono stati investiti? Nel costruire chilometri di sotterranei. Ora io mi domando, capisco anche, ho compassione per la popolazione, per i bambini, per carità, mi dispiace molto, però una popolazione che non si ribella, che accetta tutto questo, poi quali potranno essere le conseguenze, se non quelle violente della guerra? Che ci dimentichiamo, se vogliamo ricordarci, ricordiamoci i bombardamenti di Dresda, le bombe atomiche gettate su Hiroshima e Nagasaki, cioè la guerra è guerra purtroppo un popolo non può rimanere inerte, passivo, farsi sottomettere, accettare che sotto di loro costruiscono con gli aiuti chilometri di tunnel. Tutto qui. Israele che cosa deve fare? Deve difendersi per forza di cose. Grazie, buongiorno. Grazie Gino. Un'ultima cosa, mi sembra abbastanza evidente che un popolo, quando poi finisce nelle mani di un regime che applica il terrorismo, prima di tutto come diffusione del terrore contro il suo stesso popolo, perché ripeto, il caso di quello citato da Magnaschi nel Diritto al rovescio di stamattina è emblematico, cioè tu organizzi una manifestazione di dissenso contro Hamas, vengono, ti torturano, ti fanno a pezzi e i pezzi li buttano, manco fossi veramente un sacco dell'immondizia davanti a casa tua, così i parenti vedono, la famiglia, il circondario e così via. Ecco, gente così, e dovremmo dialogare con loro, dovremmo fare un cessate il fuoco, dovremmo cercare un accordo con gente del genere, e in Italia si mettono la bandiera palestinese e fanno le manifestazioni a sostegno di questo gruppo di assassini che non è altro che Hamas. Tutto qui. Ponetevi questa domanda. Adesso, parlando liberamente con Giovanni Sallusti, la programmazione della rete, parlando liberamente domani, comunque, liberamente con il direttore responsabile Giovanni Sallusti e il resto della programmazione della rete. Noi ci risentiamo stasera, io vado a intervistare Anna Cisint, vi aspetto alle 18:35, mi raccomando a voi. Grazie a tutti, buona giornata. Avete ascoltato la rassegna